Buongiorno a tutti e vi ringrazio moltissimo per avermi invitata a questo interessantissimo convegno che, diciamo, può avere delle ottime ricadute su tutta la categoria dei calzaturieri e non solo, insomma, non solo per quelli del Veneto e non solo per i riparatori. Ecco, sarà bello poi riportare anche alla categoria a livello nazionale gli atti del convegno, i risultati e tutto. Allora adesso cerco di... Certo, intanto ne approfitto per dire che il titolo, diciamo così, del suo intervento è l'azione di Confartigianato in tema di schema di decreto EPR del tessile, che si chiama sempre tessile, ma riguarda anche la calzatura, come ho detto prima, cioè quello che ha fatto Confartigianato in quest'ambito. Prego. Esattamente, allora io mi ricollego un attimo all'intervento certamente della collega Lazioli in quanto ha fatto diciamo, un bellissimo cappello della normativa europea, ma anche di come si colloca il tessile e tutta la filiera della Elena, moda. prova a mettere il schermo intero, così lo vediamo meglio. Sì, F5, F5. ok. Eccolo, fantastico. Perfetto. E quindi diciamo che come tessile, diciamo che da un punto di vista normativo del legislatore, quando si parla di tessile, nel termine tessile viene ricompresa tutta una serie di lavorazioni che fanno parte della filiera della moda, viene utilizzato certamente in maniera impropria, però diciamo, per economia, a volte per tessile si intende tutta la filiera della moda, compresa anche quella degli accessori e anche della calzatura. Detto questo, diciamo che quella della moda, del tessile della moda, come diceva la collega Lazioli, è una delle filiere più impattanti sugli ecosistemi e sull'ambiente, in quanto è al secondo posto a livello mondiale certamente per il consumo di acqua viene, diciamo, viene superata soltanto dall'agricoltura. E se pensiamo che un essere umano impiega 10 anni per bere 10.000 litri d'acqua e la stessa quantità è necessaria per produrre un chilo di cotone per un paio di jeans, capiamo bene quanto impattante sia la produzione della moda a livello globale. E non solo la produzione, ma soprattutto i rifiuti della produzione tessile, quindi sia quelli post consumo, ma anche quelli pre-consumo, cioè l'invenduto, ma anche i cascami, ovvero tutti diciamo, gli sfridi, i tagli che sono gli avanzi di lavorazione di tutto quello che riguarda appunto la filiera della moda. E, come dire, nel recepire le indicazioni dell'Unione Europea, ovvero tutte quelle che ci ha illustrato Alice, cioè la strategia tessile sostenibile, quella sull'ecodesign e anche quella lì sulla gestione dei rifiuti, all'inizio diciamo che è stata recepita quella sull'EPR, sarebbe dovuta entrare in vigore quella sulla la responsabilità estesa del produttore in Italia il 1° gennaio 2022. Tuttavia l'Italia, diciamo, non era tecnicamente pronta né a livello nazionale né a livello delle regioni né a livello comunale, che sono poi i livelli che avrebbero dovuto gestire appunto i rifiuti tessili. Pertanto, 2 febbraio 2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, cioè il MASE, in concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, hanno presentato uno schema di decreto ministeriale in tema appunto di responsabilità estesa del produttore sul settore tessile e su tutta la filiera della moda, e le cui modifiche che siamo stati anche noi chiamati ad apportare incideranno certamente sia sulla produzione di tutti i capi della filiera della moda, sia sul riciclo, riuso, riutilizzo e conferimento in quanto rifiuto, che non verrà più considerato rifiuto, degli scarti di lavorazione. Questo schema di decreto, diciamo, questa responsabilità estesa del produttore è una responsabilità, diciamo, economica, semplifico moltissimo tutta la questione, è una presa in carico economica della gestione del rifiuto della filiera tessile.
un onere economico e anche amministrativo che dallo schema di decreto sembrava dovesse ricadere soltanto sul produttore finale, ovvero su colui che applicava poi l'etichetta o metteva sul mercato il prodotto finito, e appunto versando un contributo economico per accompagnare e per rendere possibile l'organizzazione di tutto quello che poi, che fino a poco tempo prima, fino ad ora in realtà, viene gestito dalle cooperative, invece poi sarà dato in capo, una volta definiti perfettamente tutti, diciamo, i criteri di raccolta e conferimento, recupero, riutilizzo e riciclo, a dei consorzi. Prima venivano gestiti, diciamo, tutto l'invenduto, l'usato, gli scarti, insomma, da delle cooperative come dire, ONG o Caritas o altri tipi di cooperative. Adesso verranno gestiti da consorzi, perché l'EPR, diciamo che stabilisce un sistema anche multiconsortile, e un sistema multiconsortile che dà appunto la cui responsabilità supera, diciamo, quella del produttore, supera il solo fine vita del prodotto, quindi il prodotto non verrà più, diciamo, conferito alle discariche per essere incenerito, in quanto non verrà mai più considerato un rifiuto, ma un primo prodotto o secondo prodotto. Sia per quanto riguarda tutto quello che viene prodotto in ambito tessile, ma anche per quello che riguarda scarpe, prodotti in pelle e alcuni prodotti tessili di arredo, come per esempio, vabbè, tutti i materassi, prodotti per la casa, tende, tutto quello che è afferibile all'industria tessile, ecco. Lo schema di decreto legislativo vuole anche, recependo tutte le indicazioni europee, avere anche una funzione, come dire, formativa del consumatore e del produttore. Quindi non riguarda soltanto la modalità e la gestione del fine vita del prodotto, ma anche una consapevolezza iniziale per quanto riguarda il produttore, invitandolo ad utilizzare materie prime di una qualità superiore, che siano riciclabili al 100%, e anche in alcuni casi si invita anche ad usare materiali riciclati, e, e il consumatore a avere un'attenzione maggiore rispetto alla qualità di quello che va a comprare e alla quantità di quello che acquista. Infatti, lo stesso schema di decreto, ehm, in accordo con le indicazioni europee, sfavorisce, come dire, invita a non aderire alla moda fast fashion, ma di acquistare consapevolmente capi prodotti in maniera responsabile. E quindi, per quanto riguarda per esempio le micro, piccole e medie imprese, è un valore aggiunto, perché noi sappiamo che la qualità, i tempi di produzione di capi, calzature, che impiega un artigiano, una piccola impresa, una media impresa per arrivare al prodotto finito, eh, innanzitutto garantisce una qualità del prodotto finale elevatissima. E c'è da dire che anche il prezzo è diverso da quello del fast fashion, e quindi, come dire, viene istruito l'acquirente, il cliente, ad avere una consapevolezza che il capo, la calzatura che sta per acquistare, avendo quel prezzo, ma avendo anche quella qualità certificata certamente da meccanismi tipo quello che a cui aveva accennato prima Andrea, cioè l'etichetta parlante, che abbiamo dal Veneto mutuato poi a un certo punto come progetto nazionale e presentato anche all'interno del progetto più grande del MISE sulla blockchain, proprio come, fra virgolette, passaporto, come carta d'identità dei prodotti delle nostre imprese. Ecco, anche quello può contribuire naturalmente non soltanto a dare una certificazione del prodotto
per tutti i controlli, per tutto quello che può afferire gli oneri e gli obblighi che hanno le imprese, ma anche per formare appunto il consumatore alla consapevolezza dell'acquisto. E tornando quindi poi invece proprio specificamente allo schema di decreto legislativo sull'EPR, questo diciamo onere che in parte è sul produttore, in parte sul prezzo finale del consumatore, servirà appunto all'organizzazione come dire, alla creazione all'interno del programma nazionale della gestione dei rifiuti, in cui un ruolo strategico lo avranno per l'appunto i centri di raccolta comunali e quelli per il riuso. Confartigianato Imprese, ecco, Confartigianato Imprese a questo proposito nel 2022, proprio attendendo da un momento all'altro diciamo, l'uscita di questo decreto, la pubblicazione di questo decreto, che in realtà è soltanto uscito e siamo stati coinvolti nella consultazione in quanto stakeholder, aveva in via, come dire, preventiva e dopo varie consultazioni con vari consorzi di gestione, aderito in qualità di fondatori al COBA Tessile, che si candida insieme ad altri sistemi multiconsortili a gestire a livello nazionale appunto la raccolta quindi la raccolta a livello nazionale, il conferimento dei punti di raccolta e poi successivamente il riciclo, il riuso dei prodotti della filiera tessile e quindi noi abbiamo deciso di aderire al COBA Tessile, che esiste come tutti gli altri consorzi, ma non hanno ancora, come dire, iniziato il loro lavoro, in quanto il decreto, nonostante la consultazione sia terminata il 3 marzo e noi abbiamo partecipato in maniera anche collegiale insieme a Cobat e anche a CNA per dare più voce, diciamo, e più rappresentanza alle richieste delle imprese che rappresentiamo, facendo tra l'altro anche una survey a livello nazionale. Noi come Confartigianato abbiamo chiesto che tutte le associazioni provinciali e regionali ci dessero il loro contributo proprio in termini emendativi che poi abbiamo presentato al Ministero e, e pertanto abbiamo presentato insieme a Cobat, non insieme allo stesso documento, però diciamo in maniera coesa insieme a Cobat e CNA le nostre posizioni. E le nostre posizioni fondamentalmente, quello che dallo schema di decreto non ci sembrava sufficientemente perimetrato era appunto il sistema stesso della responsabilità estesa del produttore e il fatto che lasciando tutto l'onere non soltanto economico ma anche amministrativo e di controllo solo sul produttore finale, cioè colui che apponeva l'etichetta sul prodotto finito, togliesse a tutta la filiera, togliesse a tutta la catena di valore, a tutta la filiera produttiva un ruolo di partecipazione ma anche di controllo sull'organizzazione e la gestione del fine vita dei capi o comunque di una parte importante di questa gestione di un rifiuto che interessava anche tutti gli altri strati della filiera e quindi in accordo con tutti i nostri, diciamo, colleghi, ma anche i nostri imprenditori dirigenti, abbiamo proposto appunto che tutti i soggetti della filiera avessero un ruolo e che quindi diciamo fosse ripartito anche l'onere economico seppur molto molto piccolo, proprio per evitare di essere estromessi nell'organizzazione generale di questa raccolta e di questa gestione. E per l'appunto abbiamo
chiesto anche una revisione della definizione di prodotto e di produttore, in quanto noi rappresentiamo la filiera tessile, comunque di produzione, che va dalla ritorcitura, cioè dai produttori di fibre tessili, fino al prodotto finito. Questi soggetti non erano minimamente considerati nello schema di decreto legislativo e invece sono soggetti che hanno, diciamo, da dire ben la loro all'interno della discussione, in quanto sono la base della catena di produzione e hanno diritto a, diciamo, hanno ancora diritto, non essendo ancora chiuso, diciamo, tutto l'iter legislativo, ad entrare a far parte della discussione sulla questione della responsabilità estesa del produttore. E, ecco, appunto, dicevamo che è vero che abbiamo richiesto una revisione generale del soggetto su cui ricade l'onere della responsabilità estesa del produttore, rimarcando però che vada privilegiata la logica di quello che appone il prodotto, il proprio nome o il marchio, ovvero ci deve essere rispettato anche un criterio di, come dire, deve essere ponderato la ripartizione dell'onere. Certamente il filatore o chi fa nella filiera, nella catena di valore un'asola o applica un bottone, certamente non avrà lo stesso onere che potrà avere il produttore finale o colui che per conto terzi mette sul mercato, importa o esporta il prodotto, ma avrà una piccola parte di onere da versare anche questo soggetto. E un'altra richiesta che come associazione di categoria l'abbiamo proposta noi come Confartigianato, ma è stata, diciamo, accolta ed accettata anche dagli altri rappresentanti, è stata quella di inserire, la richiesta di inserire all'interno dello schema di decreto legislativo che non lo prevedeva anche un supporto alla gestione e alla valorizzazione degli scarti preconsumo, in quanto il decreto sulle PR diciamo, si occupava soltanto degli scarti post consumo, ovvero dei vestiti, degli abiti usati o di quelli non dell'invenduto, ma noi in quanto rappresentanti dei produttori e su stimolo proprio dei nostri produttori abbiamo chiesto che venga considerata anche, diciamo, venga considerato all'interno di tutto il ciclo anche il conferimento, il ritiro e il conferimento dei cascami di lavorazione. Perché? Perché certamente arriverà, come dire, un punto in cui dovranno essere gestiti anche loro da un punto di vista del rifiuto. E perché aspettare che ci arrivi, diciamo, una nuova direttiva, un nuovo decreto, un nuovo onere, quando in realtà abbiamo pensato che potesse essere, diciamo, una semplificazione amministrativa, logistica e burocratica, inserire all'interno di questo schema di decreto anche la gestione degli scarti preconsumo, sia in qualità di sottoprodotti che come rifiuti valorizzabili, quindi come seconda materia prima. E abbiamo richiesto anche, diciamo, in qualità di che vengano considerati in qualità anche di garanti a tutela del ruolo appunto dei piccoli, dei micro e dei piccoli e di tutte le imprese che fanno parte della filiera, che venisse garantito, diciamo, e valorizzato il ruolo delle associazioni di categoria e soprattutto anche sì come, diciamo, collegamento e riferimento delle imprese artigiane, ma anche come garante nel rapporto con appunto i consorzi che si occuperanno del ritiro, del conferimento e con il centro di coordinamento che lo schema di decreto legislativo, il CORIT, lo schema di decreto legislativo ha istituito e per accompagnare anche le micro, piccole, soprattutto le micro e piccole imprese, in tutta quella che sarà la difficoltosa, non neghiamola,
come dire, nuova realtà legata a tutto quello che ha a che fare con lo sviluppo dell'ecoprogettazione e dell'ecodesign, in quanto verranno previsti certamente nuovi strumenti e noi abbiamo, diciamo, il ruolo di accompagnare appunto le imprese ad avvicinarsi a degli eventuali incentivi o proporre degli incentivi per avvicinare le nostre imprese, la misura delle nostre imprese a sostenere questi investimenti che tutta la filiera certamente dovrà farsi carico appunto per riorientare tutti i loro processi produttivi eh, non soltanto pensando al fine vita del prodotto, ma proprio per andare incontro a tutte, diciamo, tutte le nuove richieste della strategia tessile europea, quella sull'ecodesign, ovvero di ehm, rivedere, diciamo, l'utilizzo, rivedere la progettazione di tutti i prodotti che mettiamo sul mercato con una particolare attenzione appunto alla questione del green e dell'economia circolare, la logica della sostenibilità e dell'economia circolare. E non dimentichiamoci poi che tutta l'azione naturalmente delle associazioni di categoria di Confartigianato Imprese insieme anche a diciamo, le associazioni territoriali, soprattutto alcune associazioni territoriali particolarmente interessate, ovvero quelle dei distretti produttivi, abbiamo avuto un ruolo fondamentale nella richiesta, nella progettazione, negli accordi che hanno previsto, che prevedranno, diciamo, la creazione dei Textile Labs, che sono per l'appunto questi centri di ricerca finanziati con i fondi PNRR, che saranno in tutta Europa. In Italia probabilmente ne sono previsti 3 nei distretti di Biella, nel distretto Pratese certamente, e mi pare, Andrea, se non so se tu ne sai, forse anche uno nel Veneto, Lo so. non lo sai, che sono, diciamo, dei centri di ricerca nazionali, quindi statali, dove appunto sì, verranno anche raccolti, verranno anche conferiti, raccolti rifiuti, ma soprattutto si farà appunto sulla ricerca avanzata e costante sulle modalità sempre più innovative per ridurre al massimo l'impatto dei rifiuti, la produzione dell'inquinamento da produzione e dell'inquinamento da rifiuti che la filiera della moda, la filiera tessile e la filiera della moda purtroppo provocano sull'ecosistema. Ecco.